Del 2 giugno si celebra insieme all'esordio del nuovo governo che ieri pomeriggio ha giurato al Quirinale, e non a caso il Capo dello Stato nel suo messaggio insiste sui valori condivisi. Dalla parata, scrive Mattarella, esce un paese coeso ed affidabile. Vediamo allora le immagini più significative di questa giornata nel servizio di Luciano Gelfi. I gesti del Capo dello Stato sono quelli che impone la tradizione, l'omaggio al milite ignoto, la rassegna militare su via dei Fori Imperiali, ma in ogni passaggio c'è qualcosa della fase nuova che si è aperta ieri con il giuramento del governo al suo debutto ufficiale proprio nel giorno della festa della Repubblica. Al fianco di Mattarella c'è il nuovo ministro della difesa, Elisabetta Trenta, ai piedi dell'altare della patria la prima stretta di mano con il neopremier Giuseppe Conte, poi sul palco gli altri saluti con i vicepremier Di Maio e Salvini e con i nuovi ministri. Nel suo messaggio alle forze armate, come fa da giorni, Mattarella ribadisce i punti fermi che assumono un valore particolare in una fase di passaggio: Costituzione, architrave delle istituzioni e riferimento per tutti, Italia, nazione che ha fatto un cammino verso una coesione profonda, pilastri della nostra società, i valori di libertà, giustizia, uguaglianza e rispetto dei diritti di tutti, valori per l'Italia come pure per l'Europa, valori condivisi. Mattarella sembra rassicurare, non ha dubbi che sarà così anche in futuro, anche con il nuovo governo di cui ha accompagnato la nascita in questa fase politica tutt'altro che facile. Applausi per il Presidente mentre rientra al Quirinale, e nel pomeriggio sarà nei giardini del Palazzo, come vuole la tradizione, aperti a tutti i cittadini dalle 15 alle 19, dopo aver ospitato ieri sera il ricevimento istituzionale.